Italia Cuba, Sergio Nessi, e con lui abbiamo l'occasione di fare qualche domanda e di ottenere un suo parere, diciamo, su queste eventi. L'iniziativa di oggi si inquadra nell'arco di una campagna che l'Associazione Italia Cuba della Lombardia ha organizzato a partire dagli inizi del 2012, la campagna per la liberazione dei 5 patrioti cubani. Dall'inizio del 2012 noi ci siamo uniti a una campagna internazionale, la cosiddetta campagna Il 5 per il 5, per cui ogni 5 del mese ricordiamo la causa di questi 5 patrioti cubani, lottatori antiterroristi che sono imprigionati negli Stati Uniti. Abbiamo inventato un logo della nostra campagna che poi abbiamo riprodotto su grandi manifesti 6 metri per 3 che soprattutto nella primavera scorsa sono stati affissi nelle varie città della Lombardia. Abbiamo aperto un sito blog apposito, abbiamo stampato migliaia di volantini e poi soprattutto abbiamo organizzato ogni 5 del mese delle iniziative nelle varie città della Lombardia. Ne abbiamo organizzato circa 18 nel corso del 2012. Quest'anno abbiamo deciso di operare con una modalità un po' diversa, cioè cercare di organizzare delle iniziative un po' più impegnative e un po' più grandi, sempre il 5 del mese, però non tutti i mesi, nelle varie città appunto della provincia. Abbiamo cominciato appunto con la città di Como, dove abbiamo avuto l'opportunità di organizzare questo evento insieme alla società ciclistica di Como, a Spina Verde, e insieme a questo evento appunto di questa pedalata garibaldina che serve in maniera più forte appunto per denunciare il caso dei 5 cubani. Noi nel corso di questi anni, possiamo dire, abbiamo operato con modalità diverse. Mi piace ricordare per esempio, ormai sono passati già 10 anni, 10 anni fa già nella nostra regione avevamo lanciato un appello, soprattutto tra gli amministratori locali, dirigenti sindacali, personalità del mondo dell'associazionismo. Avevamo raccolto centinaia di firme, diciamo così, qualificati nei vari comuni, nelle province, consiglieri provinciali, regionali. Avevamo adottato quella modalità proprio per denunciare la causa dei 5 e la ingiustizia che si commette ai loro